vicini da diversi anni, alcuni dall'inizio, da quando siamo partiti nella stagione 14-15, quindi parto subito ringraziando tutti i nostri cari amici sponsor che ci sono vicini e che ci stanno dando una grossa mano. Poi che dire, ecco, diciamo, giurisco dicendo che siamo alla fine del 2018, è stata diciamo, un'annata a due facce, no? Cioè, abbiamo vissuto dei momenti di gioia intensa, arrivando alla promozione, la sospirata promozione che per noi era un sogno, abbiamo raggiunto questo sogno nell'arco di 4 anni, i soci del Calcio Padova, quelli passati e quelli presenti, tutti assieme abbiamo lavorato duro, siamo riusciti a raggiungere questo sogno. E qui mi sento di ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, abbiamo diversi ragazzi che sono stati i protagonisti di questa cavalcata, no? di questa promozione che penso che rimarrà sempre nella memoria vostra, di chi ha partecipato, di chi è stato protagonista sul campo, dietro le scrivanie, nei magazzini, quindi prendo dentro tutti. Poi c'è stata la seconda parte dell'anno che a partire da settembre diciamo, è stata molto bella, però diciamo che nella vita ci sono questi momenti di difficoltà e il gruppo sia a livello societario che a livello di giocatori in campo si vede quando le partite diventano dure, diventano difficili. Quindi ci sono tutti i presupposti, la volontà per uscire al più presto da questo delicato momento. Mia figlia dice che io sono un re dell'ottimismo e quindi dico che ne verremo fuori, c'è poco da fare. E sono convinto che tutti insieme andremo nella giusta direzione. Insomma, qualche credito lo avete anche guadagnato, 2 promozioni in 4 anni, siete ripartiti da zero, non era facile, per cui ci sono anche momenti difficili e da questi si può anche uscire. Certamente, diciamo che l'abbraccio tra me e mio figlio alla guida sono quelle pagine di storia, di libro cuore che rimarranno scolpiti nel cuore, no? Diciamo, ecco. Come magari quindi quei momenti ritorneranno e sono sicuro che ritorneranno. Dai, adesso io mi sento di augurare a tutti voi un felice Natale, stiamo sereni e tranquilli, parlo per i ragazzi, parlo per lo staff tecnico, noi in società cercheremo di fare il nostro come abbiamo sempre fatto fino adesso e sono sicuro che la squadra, abbiamo ancora 3 partite per arrivare alla fine dell'anno e sono sicuro che si impegneranno al massimo per far vedere quelle che sono le loro qualità, che non sono qualità da poco. Poi mi sento di ringraziare qua, allora partiamo dalla parte politica, non offendiamo. Il nostro sindaco. Oggi è stata una giornata un po' intensa, ci siamo incontrati come tutti voi sapete per portare avanti un certo tipo di discorso, che da parte dell'amministrazione comunale c'è la massima apertura. Ringrazio Joseph di essere qua, anche perché non abita proprio qua nei palazzi, per cui è stato un piacere, dimostra anche con questa sua presenza l'attaccamento alla società e poi chiaramente tutti gli altri soci a partire da Beccaro Moreno, Salot, Luca Destro, Pancolini e tutti quelli che ci sono stati anche nel passato, che hanno contribuito a rendere grande questa società. Dolce Secundo, il presidente della Lega B, io ho detto mandiamo un'email, vediamo così, invece è qui con noi, mi fa enormemente piacere la sua presenza, quindi vuol dire che ha stima verso il Calcio Padova, ha stima verso questa gloriosa società e questo mi rende orgoglioso perché diciamo, sapere che il Calcio Padova è ben visto in alto fa piacere avere la stima del presidente della Lega di Serie B. Grazie a tutti. Allora, per le imprese difficili ci vogliono anche compagni di avventura forti. Hai citato Joseph Gurlian, che ha fatto tanta strada per essere qui, passa il microfono, quindi un ideale passaggio di testimone. Quindi un'impresa che va cercata con forza e dopo le gioie vissute in estate, adesso è arrivato un inverno un po' duro, però insomma le difficoltà si può anche uscire, Joseph. Sì, assolutamente. Abbiamo vissuto
dei momenti fantastici insieme, di questo dobbiamo essere molto grati. Come ha ricordato il Presidente, era una cosa assolutamente inaspettata, la promozione. Siamo in Serie B, una cosa fantastica, un sogno che abbiamo vissuto tutti insieme. Adesso è un momento un po' più complicato, oddio, la vita è così, cioè non è un fiume tranquillo dove tutto va sempre bene, non è che fa sole ogni giorno. Noi siamo assolutamente dietro questo progetto, dietro un progetto prima di tutto di un uomo che è Roberto Bonetto, presidente di questo club, che ha fatto delle meraviglie negli ultimi anni, e di questo credo che siamo tutti grati. Poi c'è anche il club, i dipendenti, c'è la squadra che ha fatto anche lì dei miracoli la stagione precedente per arrivare in Serie B. Ci sono i dipendenti del club, ci sono diciamo tutta la comunità di Padova, e quest'amore, questa forza che ci date ci aiuterà a superare tutti i problemi che possiamo incontrare. Grazie a tutti e buon Natale. Sono passati oltre 20 anni da quando iniziai la mia carriera di cronista, e il presidente del Padova in quel momento era Sergio Giordani. Il primo anno di A, tra l'altro Sergio, che adesso nel frattempo ha cambiato ruolo, del sindaco della città di Padova, il primo anno di A iniziò con tante difficoltà, eppure alla fine ci si salvò. Come si raddrizza una stagione che magari non parte nella maniera migliore? Una domanda banale proprio. Come si fa? Secondo me stanno uniti. Le regole per me non cambiano, faccia calcio, politico, imprenditore. Secondo me parlare poco, stare uniti, compatti, fidarsi dei tecnici. Questo secondo me è importantissimo. Il calcio Padova è una risorsa di Padova. Oggi ho visto un progetto bellissimo in cui ho detto chiaramente, anche se ho un ruolo di sindaco, ancora sento molto l'affetto nei confronti del Padova, per cui mi auguro e spero venga realizzato tutto questo. Mi aspetto da Roberto Bonetto entro l'estate, più o meno come tempi, la garanzia che avrà fatto. È un progetto bello che darebbe un grande vantaggio alla città, come un grande vantaggio di Padova, perché è molto importante per l'immagine della città, importante perché porta notorietà, ha un grande appeal verso i tifosi, per cui c'è tanta gente che ama il Padova, per cui è veramente una cosa importante nel Padova. Padova fa parte delle risorse, come ne abbiamo tantissime altre, il turismo, fa parte delle risorse che Padova deve avere, essere in Serie B è nella logica della squadra, della città. Chiaramente i sogni sono la Serie A o capitare ogni tanto. Adesso è un momento difficile, non so, un momento difficile, e qua si vedono i tifosi che devono capire, stare a fianco alla società, tranquilla, contestare poco, essere vicini, poi a fine dell'anno uno fa. Cos'è che guardi? Non è male. Non è male. Adesso ho capito, ogni tanto si gira come se torci stai bene. È bella, molto bella. Per cui io faccio il tifo perché questo venga fatto, sia chiaro, perché è bello. Per cui in termini di correttezza amministrativa e gestionale farò di tutto il possibile perché venga fatto lo stadio. Ma farò di tutto il possibile anche per aiutare in questo frangente, per l'aspetto emotivo, sotto l'aspetto affettivo, perché il calcio Padova esca da questa situazione. Non è facile. Però il segreto secondo me è stare uniti, compatti, parlare poco, credere nei ragazzi, credere nella gestione, alla fine se va fuori. È difficile, certo, non c'è niente di facile. Però sono riusciti a fare 2 promozioni, questa sarà la terza. Per cui un grosso bocca al lupo, io ci tengo molto al Padova, ci tengo veramente tanto, anche perché ho fatto 10 anni, per cui ho sempre un certo affetto. Un grosso bocca al lupo alla società, alla squadra, ai ragazzi, ai tecnici,
A tutti voi darmi augurio di un buon Natale, in serenità, in tranquillità e con qualche punto in più prima di girare il campionato. L'ultima volta ci siamo visti che faceva un po' più caldo, se non ricordo male. Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, nell'occasione in cui ci siamo incontrati l'ultima volta c'era un nodo da risolvere, ma di nodi ne hai avuti tanti nel corso dell'estate e continui ad averne. È stato, penso, uno dei momenti più difficili del calcio italiano degli ultimi anni e stasera sei arrivato qui ospite accettando l'invito del presidente Roberto Bonetto in un momento cruciale per il calcio italiano, perché è un momento di svolta, è un momento in cui potrebbero cambiare tante cose. Volevo che tu salutassi ovviamente i presenti e anche spiegassi il motivo della tua presenza qui e quello che vuoi augurare al Calcio Padova sempre nel tuo ruolo istituzionale. Intanto buonasera a tutti e grazie a tutti di questo invito, grazie a Roberto Bonetto, per me è un onore essere qui questa sera. Vedete, io il presidente Bonetto l'ho conosciuto quest'anno, però diciamo che ci siamo frequentati anche telefonicamente in maniera molto intensa, abbiamo anche sofferto insieme in alcuni momenti, no? Alcuni passaggi cruciali, come diceva Dimitri, e credo di aver conosciuto veramente una persona in gamba, lungimirante, un imprenditore tra l'altro del territorio e che ha a cuore la squadra del territorio, e questo, credetemi, non è molto frequente in questo calcio, che alle volte si innamora di personaggi così un po' improbabili. E mi piace molto anche il progetto che lui più volte mi ha rappresentato e che come dire, prevede una programmazione seria, prevede una gestione attenta della società. Guardate, fare calcio oggi non è una cosa semplice, insomma. Il campionato di Serie B è un campionato importante, il secondo campionato professionistico, come amo dire io, industriale di un sistema calcistico come quello italiano, che è uno dei più importanti al mondo, e quindi bisogna sapere gestire bene le società. Diceva Dimitri, ci sono tante sfide ancora importanti davanti a noi, non c'è dubbio, ci sono delle riforme da fare, ci sono delle scelte da operare, ma credo che la prima cosa che vada fatta, e lo dico da alcuni mesi, io ho solo 13 mesi che faccio il presidente di Lega, quindi sono stato un po' paracadutato quasi per caso, no? In questa esperienza, ma la prima cosa da fare è quella di tutelare e di salvaguardare i presidenti e gli imprenditori e le società come il Calcio Padova, e tutelarle soprattutto a fronte di chi magari fa calcio con altre finalità che non sempre sono compatibili con quelli che sono i valori profondi del calcio, del territorio, dei giovani e dei tifosi. Quindi questo per me è importantissimo. Io ovviamente non posso far tifo per nessuno, faccio tifo per tutte le mie società, però ho visto il Padova giocare ad Ascoli, ci siamo anche incontrati col presidente, era un momento delicato, peraltro ricordo le tue parole, Roberto, era arrivato il mister, che è persona di grande esperienza e di grande equilibrio, e la squadra mi è piaciuta molto, e mi piace molto questo mix tra giovani, un grande settore giovanile importante, molto curato, l'esperienza e anche la tecnica. Quindi forza ragazzi, mettetecela tutta, che il campionato è ancora lungo, insomma, in bocca al lupo e auguri di buon Natale a tutti.